la pensione non mi è arrivata questo mese, come devo fare? Niente, adesso devo comprare la bittiera, non c'ho i soldi, adesso c'ho qui la fecola non è neanche più buona, mi tocca di andare, di cambiare spazzatura, come non ce la faccio più questa società qui che non mi dà più niente, non mi dà più garanzie, io non ce la faccio qui, non ce la faccio, adesso c'ho anche tutta la passera secca, come devo fare qua adesso a trovare un uomo, io qui che sono già vecchia, non so, insomma io qua mi serve della fecola. Oh, io se vuole signore c'ho uno spazzatore che spacca, c'è della roba. Allora dai, porta insomma che qui tira fuori, stendi marito, io non ce la faccio più, devo farmi la riga, non ce la faccio. Qui io ho bisogno proprio di farmi un rigore, che non ce l'immagini. Non ne avevo proprio, io mi ricordo di tempi, si andava sempre via in 3 o 4 con dei sacchi di coca che non ti immaginavi, che la pagavi 4, la barattavi con le zucchine, capito? Tu gli davi un... Ah sì, immagino. Tu prendevi le zucchine, andavi dal contadino, gliele davi e lui ti dava un sacchetto di coca che stavi bene una settimana. Guarda, lì sul focherello ci facevamo dei ricoli, che era proprio una meraviglia. Allora signora, vada a cagare, è meglio. No, vabbè, ma cosa mi dice, dai? Ma io volevo solo... Ah no, se vieni qua nella mia trasmissione sei tossica. Ah, vabbè, che se la faccio. Cosa devo fare qui? Insomma, dai, io qui... A me mi piace molto fare queste cose. Ragazzi, guardate che ho portato. Ho portato una roba che spacca. Che puzza, oddio. Ma oh, scusate. Ah, niente, mi ha messo le mutande sporche di merda. Ma dove va? Niente, scusate, vado via, ciao. Ah, yeah, vabbè, mo ci penso io qua, Poi. Che minchia fai? Dove l'hai messo? Pronto, sì, no, non c'è nessuno qui, no. Attenta. No, tranquillo, non c'è nessuno, no, non c'è l'amante. Basta. Oh, scusa, io non mi fare male, per favore, non mi fare male, ti prego. Togliti spaculo. Dove l'hai messo? Wait. Apri la porta, dai, apri la porta, Dio buono, apri la porta. Apri la porta. Adesso la sfondo. Ma dove le hai messe le manette? Lo sai che mi piace con le manette, non che ti devi legare, ma va, proprio schifo. Io volevo dire, ho dimenticato di dire che se poi va bene anche se c'è un cadone, a me mi piace lo stesso, io a casa me ne sono fatti che guarda, mi sono diventati tutti i capelli grigi.